O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. La carità è magnanima, è benigna la carità, non è invidiosa. La carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto. Tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Nell'ora della tua morte veniamo da te, Signore misericordioso, che sei l'amore e la misericordia stessa. Che quest'attimo davanti a te crocifisso diventi la preghiera dei nostri cuori, la contemplazione e l'adorazione della tua infinita misericordia, del tuo amore crocifisso. Fa che intorno a noi cada il silenzio sulla città rumorosa, sulla musica assordante e sui fiumi di parole pronunciate. Ferma nel silenzio del Golgota i nostri pensieri di gente indaffarata. Attira a te, noi che siamo gente piccola e peccaminosa. Tu che sei l'amore crocifisso, paziente e benigno verso di te. La tua misericordia perdona tutto e sopporta tutto, perfino il dolore della crocifissione. In quell'ora la tua misericordia dimentica tutti i dispiaceri e si spande con le grazie dalle tue ferite sui deboli. Essa non cessa mai e non perde mai la speranza del ritorno dell'uomo a Dio. Dall'altezza della croce, per i meriti della tua dolorosa passione, attira a te le persone sofferenti e smarrite, i giovani per i quali vivere vuol dire spesso divertirsi e amare vuol dire desiderare per sé. Attira coloro che incontriamo nel nostro lavoro, la gente che incontriamo sulle strade della nostra città, in cui così poche anime vivono con il tuo amore crocifisso. Attira a te tutti i poveri di questo mondo e noi che imploriamo oggi la tua misericordia. Nella tua misericordia immergiamo la Santa Chiesa, il Santo Padre, insieme ai pastori e al popolo di Dio. Che a loro e a noi non manchi il coraggio di imparare ad amare da te, fino al dono totale di te.
per tutte le intenzioni che ci sono affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Ecco, mettiamo anche come intenzione di questa coroncina il Giubileo dei giovani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo
pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Santa Faustina e di San Giovanni Paolo II, scenda su ciascuno di voi la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. O bellezza infinita, chi te ha conosciuto non può amare niente altro. Dentro me non c'è neanche una goccia di sangue che non brucerebbe d'amore per te. Misericordia divina, misericordia divina, misericordia divina. O bellezza infinita, chi te ha conosciuto non può amare niente altro. Dentro me non c'è neanche una goccia di sangue che non brucerebbe d'amore per te. Misericordia divina, misericordia divina, misericordia divina. Ecco, adesso fra poco. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza.
perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. Dei giovani su Telepace. Martedì 29 luglio alle 19 la messa di benvenuto dei giovani di tutto il mondo in piazza San Pietro. Sabato 2 agosto alle 20:30 la veglia dei giovani con il Papa a Tor Vergata. Domenica 3 agosto alle 9:30 la messa del Papa con i giovani a Tor Vergata. Segue il Giubileo dei Giovani su Telepace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 24 luglio. San Del Clano è il primo vescovo di una città in Irlanda. Santa Eufrasia, vissuta in Egitto, ha condotto vita eremitica ed era ammirata per la sua umiltà, povertà e obbedienza. San Giovanni Boste, sacerdote, martire in Inghilterra sotto Elisabetta I, e così pure il beato Giuseppe Lambton. Beata Cristina la Mirabile, vissuta in Belgio. La sua vita era una vita di mortificazione e il Signore le ha fatto dono
delle estasi, cioè di incontrarlo in una maniera tutta particolare, staccata da questo mondo. Beato Cristoforo di Santa Caterina, vissuto in Spagna, ha fondato la congregazione degli ospedalieri di Gesù di Nazareth. Beate martiri spagnole, varie suore carmelitane uccise nel 1937. San Charbel Macluf, un sacerdote eremita vissuto prima in un monastero in Libano, poi ha chiesto ai suoi superiori di poter vivere come eremita e si è ritirato sulla montagna a vivere in solitudine. È stato non solo ammirato, ma il Signore ha apprezzato la sua umiltà e il suo nascondimento, tanto da premiare tutti quelli che si avvicinano a Lui con devozione, con miracoli, guarigioni strepitose. È chiamato il Padre Pio del Libano. È morto nel 1898. Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube. Ti faccio una domanda. Ti sei mai accorto che quando ti confessi di frequente, ascolti più volentieri e con maggiore attenzione la parola di Dio? E la parola di Dio ti parla molto di più. Se invece ti confessi molto raramente, la parola di Dio ti rimane estranea, fai fatica ad ascoltarla perché ti sembra che non ti dica niente. Per questo Mosè dice al popolo: dovete purificarvi, perché Dio vuole incontrarci, vuole parlarmi. Dio stesso aveva detto a Mosè: fa purificare il popolo per 3 giorni. Poi ti consegno le parole di sapienza che servono per la vita del popolo. Il popolo vedeva la nube, sentiva rumori, tuoni dalla nube. Ed era Mosè che comunicava al popolo le parole di Dio, la sapienza di Dio. Una cosa meravigliosa. La purificazione è necessaria. È stata necessaria per il popolo allora, ma quella è stata quasi solo una profezia per noi, perché noi non disprezziamo, anzi cerchiamo la purificazione del nostro cuore, e questa avviene quando ci accostiamo ai sacramenti, a quello della riconciliazione, del perdono, della penitenza. E Gesù, quando parla ai discepoli, parla in parabole, come a dire: vediamo, quelli che hanno il cuore puro le capiscono. Quelli che non sono purificati sentono delle storielle, ma non capiscono che ogni parabola parla di me. Con le parabole Gesù presenta se stesso, ma le sue parabole le capiscono quelli che hanno il cuore libero dai propri interessi, purificato dai propri vizi. Ringraziamo il Signore che ci istruisce e che è pronto a purificarci. E io prego il Signore e ti benedico perché tu continui a cercare il modo di purificare il tuo cuore e la tua mente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo.
Robin Hood e il campo CPR ai Tracchi. 80 bambini delle elementari ai Tracchi di Bosco Chiesanuova per il campo del Centro di Pastorale Ragazzi. In onda su Telepace domenica 27 luglio alle 21:05. Repliche lunedì alle 15:30 e alle 22. Martedì alle 11:30. Un caro saluto, amiche e amici di Telepace, un ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rubrica Missione Mondo. Oggi andiamo in una terra, diciamo, relativamente vicina a noi, dall'altra parte dell'Adriatico, andiamo in terra di Albania. E siamo in collegamento con Monsignor Giovanni Peragine, che ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità, e a lui chiediamo un po' la sua storia. Attualmente lui è amministratore della diocesi di Albania Meridionale, è stato nominato arcivescovo coadiutore della diocesi di Scutari, quindi è in questo momento di passaggio, no? Però gli chiediamo appunto come ha conosciuto la terra di Albania e quando e perché poi ha deciso di rimanere. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Sono molto contento di condividere con voi la mia esperienza missionaria, che è iniziata qui in Albania già quasi 27 anni fa. Io sono un sacerdote della congregazione dei Padri Barnabiti e i Padri Barnabiti, proprio subito dopo gli anni dell'esodo degli albanesi in Italia, incominciarono a pensare di aprire una missione, di venire qui in Albania. I Padri Barnabiti hanno aperto una missione nel 96 nella diocesi, nella parte nord della diocesi di Tirana, in un piccolo paesino che si chiama Milot, dove io sono venuto inizialmente soltanto per un breve periodo, e poi nel 98 i miei superiori mi chiesero la mia disponibilità a venire a lavorare in questo paese come missionario. Devo dire la verità, io non avevo mai pensato di lasciare l'Italia, tantomeno di andare in missione. Avevo sempre pensato anche nei miei anni di formazione di svolgere il mio ministero in una parrocchia o in una scuola. Noi Barnabiti abbiamo anche delle attività scolastiche, però il Signore, si vede, aveva pensato diversamente. E allora i miei superiori mi chiesero di venire appunto qui in Albania, nonostante le mie iniziali difficoltà di fronte alla decisione dei superiori. Ecco, confermai la mia disponibilità a venire in questo paese, che non ho più lasciato. Sono stato quasi 19 anni, quasi 20 anni parroco in questa parrocchia che avevamo aperto già nel 96. Poi nel 2017 sono stato nominato vescovo dell'amministrazione apostolica dell'Albania Meridionale, dove attualmente ancora mi trovo, e soltanto qualche mese fa sono stato nominato arcivescovo coadiutore della diocesi di Scutari, che è la diocesi del nord dell'Albania, dove prenderò possesso come nuovo arcivescovo
il prossimo 11 gennaio. Ecco, grazie. Allora, così ci ha aiutato a conoscerla meglio e le faccio una domanda, perché io ho avuto la possibilità nel tempo del seminario, insieme ad un altro compagno di seminario, un gruppo di scout, di fare un'esperienza di 15 giorni a Gurs, che è vicino a Lacq. Ricordo che siamo arrivati con la nave a Valona, una specie di cimitero di altre navi in questo porto. Ricordo una situazione di prostrazione. Eravamo mossi dalla curiosità di capire come mai così tanti albanesi, avevamo le immagini negli occhi delle navi che arrivavano a Bari, di Don Tonino Bello, in mezzo a queste persone che venivano in Italia, e avevamo provato a prepararci un pochino sulla dittatura di Enver Hoxha, su questo schiacciare proprio le persone e sulla dichiarazione. Mi pare di ricordare che l'Albania è stato il primo Stato a dichiarare l'ateismo di Stato, no? Però vedevamo che c'era comunque un fermento, vedevamo delle persone che volevano accoglierci, che ci hanno riempito di angurie, di pane, di sale, come dicono loro. Si apre una porta e se c'è un po' di pane, c'è un po' di sale, ed eravamo rimasti molto affascinati dal fatto che anche la ferocia dell'uomo non ha cancellato il cuore che è stato prima seminato. Non so se ci può raccontare qualcosa anche di questi passaggi così difficili, così complicati per le persone. Certo, quello che lei ha raccontato della sua sensazione, esperienza quando è venuto appunto in questo paese in quegli anni, è stata anche la mia prima impressione quando sono arrivato proprio in quella zona di Gurs di cui lei parlava, Lacq, Milot, proprio in quella zona. E erano gli anni di rinascita, o meglio, la popolazione soltanto da pochi anni aveva incominciato a gustare, ecco, quella libertà che per tanti anni questa dittatura ferocia comunista di Enver Hoxha aveva dominato per tanti anni. Era un popolo che usciva da un lungo inverno, era un popolo che usciva da una dittatura molto feroce, molto forte, sia dal punto di vista umano come anche dal punto di vista religioso. Come lei diceva, l'Albania nel 1967 ha messo nella Costituzione, ha dichiarato nella Costituzione l'ateismo di Stato. Non è stato il primo paese, ma è l'unico paese ad aver dichiarato in maniera costituzionale l'ateismo di Stato. Bisogna dire che la persecuzione del regime nei confronti sia della Chiesa cattolica come anche di ogni forma di religiosità. Bisogna tenere presente che in Albania i cattolici sono una minoranza, la maggior parte sono di religione musulmana e soprattutto nella parte sud del paese c'è una buona presenza di ortodossi. Il regime ha perseguitato tutte le religioni, in modo particolare la fede cattolica, la religione cattolica, perché i cattolici, soprattutto nella parte nord del paese, appunto Scutari, concentrava anche le persone più colte, gli intellettuali, i professori, le università. Quindi il clero cattolico era più formato, il clero cattolico molti di loro avevano avuto la possibilità di studiare anche fuori, in Europa, e quindi erano considerati gli intellettuali del paese, di formazione occidentale. E quindi il regime ha subito cercato di abbattere, perseguitare questa elite intellettuale.
E quindi la persecuzione è iniziata subito appena il regime è andato al potere dal 1945 in poi, fino ad arrivare appunto al 1967, quando c'è stata appunto questa dichiarazione di ateismo di Stato, dove è stato proibito ogni forma di religiosità, sia pubblica che privata. Nessuno poteva pregare neanche in maniera privata a casa, nessuno poteva insegnare le preghiere ai propri figli o le nonne ai propri nipoti. Le chiese sono state distrutte oppure convertite in sale di cultura, in cinema, in teatri o in palazzetto dello sport, come per esempio la grande cattedrale, la cattedrale di Scutari. Quindi per quasi 50 anni, ecco, questo popolo è stato schiacciato in maniera feroce da questa dittatura. In quegli anni, appunto, subito gli anni 90, questo popolo si è liberato da questo peso e quindi è nato il desiderio di libertà e si è incominciato a lavorare per la rinascita sia sociale che religiosa di questo paese. E proprio in quegli anni sono arrivati in Albania i primi missionari. Quando si è aperta l'Albania, il paese non aveva più la gerarchia, erano rimasti soltanto i sacerdoti che erano in qualche modo sopravvissuti al regime. Molti di loro sono stati anche non soltanto perseguitati, ma anche uccisi. Oggi noi abbiamo 38 martiri albanesi beatificati nel 2016, proprio martiri del comunismo, che sono stati appunto uccisi in odium fidei, e quindi per perseguitare proprio la Chiesa. E quindi in quegli anni sono arrivati anche i primi missionari. Ripeto, non c'era la gerarchia è stata ricostituita con la venuta del Papa Giovanni Paolo II nel 1993, che ha consacrato i primi vescovi di alcune diocesi del paese. Quindi dal 93 è nata la gerarchia e insieme ai missionari arrivati hanno contribuito alla rinascita anche spirituale di questo paese. Grazie. Mi incuriosisce molto. Io oserei quasi fare un paragone. Noi nella nostra diocesi di Chiavari abbiamo un'esperienza missionaria in collaborazione con la diocesi di Santa Clara a Cuba. Mi sentirei quasi di fare un paragone, no? Tra quella dittatura e l'altra oppressione, perché non si potevano battezzare bambini, oppure se battezzavi un bambino perdevi il lavoro, ma anche lì questi semi di preghiera, semi di fede, semi di Vangelo sono stati portati nel cuore e poi hanno germogliato e stanno germogliando ancora. La parola di Dio, il Vangelo, come viene accolto in terra albanese? Diciamo adesso in questo momento per quello che riguarda il sud, no? Anche se mi pare di ricordare in un'intervista che aveva rilasciato, ho sentito parlare in una terra che sono il 60% quasi della superficie di Albania, lei con 7-8 sacerdoti, davvero missione, no? Ecco, come viene accolto il Vangelo, come viene accolta la parola di Dio? Allora, è importante distinguere di quale parte del paese stiamo parlando. Come accennavo prima, ecco, in Albania i cattolici sono una minoranza e questa minoranza è concentrata soprattutto nella parte nord del paese.
Basta tenere presente che in Albania ci sono 6 diocesi, 5 di queste diocesi sono al nord del paese, mentre un'unica diocesi che è la mia, diciamo, attuale amministrazione apostolica, e comprende tutto il sud del paese, il 60% dell'intero paese fa parte dell'amministrazione apostolica. Quindi quella minoranza cattolica è presente soprattutto al nord. C'è da dire che la fede è stata, la parola di Dio appunto, è stata accolta subito bene, soprattutto dai cattolici che per tanti anni del nord, che per tanti anni non hanno avuto la possibilità di andare in chiesa, di ricevere i sacramenti, di partecipare appunto alla messa. E quindi i primi anni avevamo tantissime persone che ci avvicinavano, che chiedevano i sacramenti, che ritornavano a quella fede che in qualche modo il dittatore, la dittatura aveva cercato di spegnere senza riuscirci, per fortuna. Quindi una fede vera, anche se poi, ecco, bisogna dire, legata un pochettino alla tradizione, una fede da maturare. Teniamo presente che i bambini o anche le persone che si sono avvicinati a noi in quei primi anni non avevano mai partecipato alla messa, non sapevano che cosa fosse la messa se non gli anziani che erano sopravvissuti al regime. Quindi una fede sì di tradizione che in questi anni aveva bisogno e ancora bisogno di essere maturata e fatta crescere, insomma. Questo nella parte nord. La mia esperienza al sud in questi 7 anni mi ha presentato un panorama completamente diverso da quella del nord, perché qui al sud non c'era la tradizione cristiana, la tradizione religiosa in generale. Questo vale anche per gli ortodossi e per i musulmani. Quindi in questa parte del paese non era presente prima del regime una forte tradizione religiosa. Questo per noi missionari è stata ed è ancora una sfida maggiore, perché non essendoci una forte tradizione, le persone sembrano molto più aperte e molto più disponibili ad accogliere il Vangelo. È vero che non hanno avuto una tradizione, ma ci accorgiamo, ed è questa l'esperienza che noi missionari facciamo ogni giorno, ci accorgiamo che tanta gente ha veramente sete di Dio. Io in questi anni ho battezzato circa 200 adulti, 200 persone, più di 200 persone adulte che in qualche modo hanno ascoltato, hanno incontrato la parola di Dio, hanno incontrato il Signore attraverso esperienze o modalità diverse. Questa parola è stata accolta e molti di loro hanno iniziato anche un lungo cammino di conversione, un lungo cammino di preparazione, un lungo cammino di discernimento, e molti di loro hanno anche chiesto il battesimo. C'è tanta gente che ha sete di Dio. L'esperienza mia personale, dei missionari soprattutto di questa zona, è di incontrare persone che realmente hanno sete di Dio. Hanno sete di Dio, e l'altra cosa che colpisce è che non hanno mai sentito parlare di Gesù Cristo. Mi è capitato più di una volta che, parlando con delle persone, dopo aver parlato di Dio in generale, parlando di Dio in qualche modo
ci si intendeva, ma quando iniziava il discorso su Gesù Cristo, sul Vangelo, molti si sono aperti dicendo: Padre, nessuno ci ha mai parlato di Gesù Cristo, nessuno ci ha mai parlato del Vangelo. E questa per noi missionari, oltre che una sfida, è un incoraggiamento continuo ad annunciare il Vangelo. La gente qui al sud, a differenza del nord o dei paesi di tradizione cristiana, non si avvicina per chiedere i sacramenti, ma si avvicina perché realmente vuole conoscere Gesù Cristo. E questa è una sfida ancora bella, valida, e che non deve frenare l'azione missionaria della Chiesa, soprattutto in questo contesto in cui ci troviamo. Una meraviglia questa che lei sta raccontando, perché anche per le persone, per dei missionari oppure anche per dei laici, no? Che desiderano passare la parola, far conoscere Gesù, il volto di Dio che Lui ci rivela, davvero è una sfida, è una opportunità ed è anche una responsabilità. E quindi siamo contenti, no? Di questa possibilità di annunciare il volto di Dio. E ancora una cosa che io ricordo, la grande difficoltà che avevo era quella di comunicare. Ricordo una lingua molto complicata con 36 lettere invece di 21, quante possono essere. Forse questa è stata anche una difficoltà iniziale per lei quando è arrivato in Albania, perché davvero è complicata. Sì, la lingua è molto complicata, poi dipende dalla bravura di ognuno impararla. Ma sinceramente io ho avuto molte difficoltà agli inizi, però la cosa che ci incoraggiava era l'atteggiamento delle persone, come noi missionari siamo stati accolti dalle persone. La gente più di una volta, anche di fronte ai nostri errori, ai nostri sbagli, loro hanno sempre apprezzata la buona volontà. Loro hanno sempre apprezzato la nostra presenza. In un periodo, in quegli anni, ma ancora oggi, quando tutti volevano lasciare il paese, e loro erano meravigliati dal fatto che gli italiani, o comunque la maggior parte dei missionari italiani, ma comunque europei o stranieri, decidevano di andare, di stare, di vivere in Albania. Per loro questa era una cosa incomprensibile, perché tutti gli albanesi sognavano l'Italia, sognavano di uscire dal paese, mentre gli italiani decidevano di restare in Albania. E quindi questa disponibilità che hanno visto da parte nostra è stato un incoraggiamento anche per noi, per rimanere, per superare le tantissime difficoltà iniziali, anche la difficoltà della lingua, Quindi la gente ci ha accolti, ci ha incoraggiati e ci ha aiutati tanto. Un'ultima domanda, la faccio sullo sfondo delle immagini che vediamo, no? Papa Francesco in Italia ci ha abituato alle sue prime visite, Lampedusa, i minatori della Sardegna, la prima visita all'estero in Albania, no? E mi pare di ricordare una grande sintonia, un grande rispetto tra i cattolici, gli ortodossi, i musulmani. Io proprio questo ricordo, forse in base ad una comune sofferenza, no? Quella di chi voleva togliere le radici della fede. Credo che il dialogo interreligioso in Albania sia davvero a livelli che magari noi non immaginiamo o non immaginiamo possibili, però ricordo questo grande rispetto gli uni per gli altri. Sì,
Bisogna sottolineare questo fatto che il Papa Francesco, lui stesso, decise di venire in Albania. Non c'è stato, a quanto sappia io, un invito ufficiale, sicuramente non da parte della Chiesa, probabilmente qualche visita da parte delle autorità albanese, però so che è stato lui stesso a decidere e a pensare all'Albania come suo primo viaggio in Europa. E questo per sottolineare un aspetto importante. Lui più volte, anche nelle nostre visite successive, lo ha sottolineato. Lui è venuto in Albania proprio per presentare questo modello di convivenza tra le religioni che esiste in questo paese. In Albania, come dicevo, la religione cattolica è soltanto una minoranza, c'è anche la maggioranza musulmana con i Bektashin, che è una setta tra i musulmani, e poi la Chiesa ortodossa, oltre quella c'è anche quella evangelica. Ma l'Albania si presenta ancora oggi come modello di convivenza, come modello di tolleranza fra queste religioni. Ed è bello, mi piace sottolineare che noi abbiamo sempre parlato di convivenza, abbiamo sempre parlato di tolleranza, ma dopo la visita di Papa Francesco in questo paese si parla più di fratellanza, di fraternità tra le diverse religioni. E questo c'è, soltanto che è un patrimonio, un valore che ha bisogno di essere riscoperto sempre di più e soprattutto ha bisogno di essere rinforzato con delle collaborazioni concrete, con delle attività anche concrete da fare insieme, perché è vero che è un valore che è stato difeso anche e soprattutto durante la persecuzione, perché come dicevo il dittatore ha cercato di perseguitare ogni forma di religiosità, anche delle altre esperienze religiose, e la sofferenza in qualche modo, la sofferenza comune, ecco, ha permesso anche una comunione, ecco, tra le diverse comunità. Questa comunione che esiste, ma che bisogna lavorare per renderla sempre più forte e duratura. Grazie Vescovo Giovanni, grazie mille davvero per la sua testimonianza, per aver accolto il nostro invito, perché con la puntata di questa sera cominciamo un cammino all'interno dell'Albania. Con i telespettatori poi di Telepace proveremo a capire come una diocesi può collaborare con la terra albanese, la diocesi di Agrigento in modo particolare, e come i religiosi cercheremo di conoscere Fra Matteo, come i religiosi anche operano e si spendono all'interno della Chiesa albanese. Grazie, le facciamo anche tanti cari auguri per il suo nuovo incarico e speriamo davvero di poterci reincontrare ancora una volta per approfondire ancora di più la vostra missione interalbanese. Grazie ancora. Grazie e auguri a tutti. Amiche e amici, allora alla prossima settimana, al prossimo appuntamento con Missione Mondo, e un caro saluto a tutti e grazie per la vostra attenzione.
Preghiamo Maria, Madre del buon consiglio per i giovani. Il suo sì nella Santa Casa ispiri il giusto discernimento per accogliere il disegno che Dio ha su ciascuno di loro. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed egli ha concepito per opera dello Spirito Santo. Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Inamariko, ጸጋዬ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ጸጋይ መላሽ ማርያም ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ሆድሽም ፍሬ ኢየሱስ የተባረከ ነው። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero della luce contempliamo Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero della luce contempliamo Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri,
martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, Prega per noi. Regina delle vergini, Prega per noi. Regina di tutti i santi, Prega per noi. Regina concepita senza peccato, Prega per noi. Regina assunta in cielo, Prega per noi. Regina del Rosario, Prega per noi. Regina della famiglia, Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo assieme, prendiamo a pagina 5 del libretto. Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il Figlio Gesù Cristo, nato da donna, mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri, le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro unità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'eterno riposo Dona loro, Signore, e splenda ad essi, se perpetua riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ave, o Vergine degli angeli, Ave, o Madre dei credenti, Ave Regina e porta del cielo, Ave piena di grazia, Ave Vergine Maria,
scenda sul tuo popolo una pioggia di grazie e saprà tutti la porta della salvezza. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Robin Hood e il campo CPR ai Tracchi. 80 bambini delle elementari ai Tracchi di Bosco Chiesanuova per il campo del Centro di Pastorale Ragazzi. In onda su Telepace domenica 27 luglio alle 21:05. Repliche lunedì alle 15:30 e alle 22. Martedì alle 11:30. O Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Il Giubileo dei Giovani su Telepace. Martedì 29 luglio alle 19 la messa di benvenuto dei giovani di tutto il mondo in piazza San Pietro. Sabato 2 agosto alle 20:30 la veglia dei giovani con il Papa a Tor Vergata. Domenica 3 agosto alle 9:30 la messa del Papa con i giovani a Tor Vergata. Segui il Giubileo dei Giovani su Telepace. Cari amici in ascolto, il compito di un direttore è anche quello di ascoltare i telespettatori e così ogni lunedì e ogni venerdì alle ore 11 del mattino saremo in dialogo. Prima di tutto per ringraziarvi della vostra presenza, in secondo luogo per sentire i vostri desideri e in terzo luogo per correggerci reciprocamente e per cercare di rendere sempre più bella questa nostra Telepace.